Giovanni Colombo, nonno dell'esploratore Cristoforo, nacque a Terrarossa di Moconesi. Presso la sua casa gli alunni delle elementari hanno preso parte alle celebrazioni del 12 ottobre, con un'attenzione particolare a tutte le persone di origine fontanina che sono emigrate in America, seguendo metaforicamente le orme di Cristoforo Colombo. Tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento sono centinaia, no, sono migliaia e migliaia coloro che dall'entroterra, ma in particolare dalla Fontana Buona e da Favale ancora più in particolare, sono partiti per l'America. In America hanno messo delle radici profonde perché sono riusciti a mettere a profitto le loro capacità, la loro intraprendenza, la loro intelligenza. Diciamo che il legame Fontana Buona-America è duraturo e testimoniato. Ancora oggi abbiamo avuto una lettera da parte dei Liguri nel mondo di New York nei quali vogliono rinforzare e ricordare questo collegamento. E noi abbiamo l'obbligo, l'onere e anche il piacere di ricordare come molti dei nostri progenitori siano andati dall'altra parte dell'Atlantico a cercare fortuna. Molti sbarcarono nell'America del Nord e trovarono rifugio, chi a Baltimora, chi addirittura a New York nel quartiere del Village, che in genovese si diceva un villaggio. Qual è il significato del coinvolgimento delle scuole in questo evento? Beh, naturalmente come istituto comprensivo siamo molto attenti a tutte le proposte che provengono dal territorio, quindi tra queste naturalmente c'è anche ricordare chi molto prima che noi frequentassimo questa valle hanno dato lustro a questa valle. Ci sono naturalmente molte cose che possono essere utili ai ragazzi, la volontà di scoprire l'ignoto, di applicarsi, di dedicare le proprie energie per realizzare un obiettivo. Tutto questo naturalmente può essere molto utile ai nostri ragazzi.